Ultimi preparativi a Gemona del Friuli in vista del raduno del terzo raggruppamento ANA, comunemente conosciuto come Raduno Alpini Triveneto, che si terrà il 19, 20 e 21 giugno. Rappresenterà un importante momento di incontro per le penne nere provenienti da tutto il territorio. La manifestazione sarà dedicata al ricordo del terremoto del Friuli del 1976 e alla straordinaria opera di ricostruzione avviata subito dopo la tragedia, quale testimonianza dei valori di solidarietà, impegno e vicinanza alle comunità che da sempre contraddistinguono gli alpini. La soddisfazione di arrivare in cima a questo evento, secondo me, anche per noi operatori, per chi ha lavorato dentro, è veramente forte, perché ci aspettiamo veramente una grande partecipazione da parte di tutti, soprattutto anche perché ricordiamo il 50°, soprattutto anche perché ricordiamo gli 11 cantieri di lavoro. C'è stato tanto lavoro, però alla fine ci sarà anche tanta soddisfazione. E soprattutto tanta alpinità. Beh, quello non mancherà mai. Il clou dell'evento domenica 21 giugno con la sfilata delle penne nere da tutto il Triveneto e dai cantieri ANA presenti durante la ricostruzione dovuta all'immane tragedia dell'Orcolat. La logistica con i pullman in uscita dalla A23 e dalla Pontebana che faranno un percorso specifico passando per Osoppo, il parco del Rivelino, per poi raggiungere il parcheggio della Goi Pantanali, senza dimenticare le auto e coloro che raggiungeranno Gemona via treno. E poi ci sono tutti gli altri parcheggi identificati per automobili camper al centro commerciale Glemon One, anche lì ci saranno gli stalli numerati, ogni camper avrà il suo numero identificativo, quindi ci sarà chiaramente il personale il venerdì quando il 95% dei camper arriveranno a Gemona del Friuli, mentre le auto sono tutti gli altri grandi parcheggi dei centri commerciali, le manifatture, il retro del Bravi Market, l'ospedale, anche soprattutto per chi proviene dalla Carnia, il parcheggio ideale per le auto è quello proprio dell'ospedale civile di Gemona del Friuli.